Buona, ulla. Siamo da principiare sa iustra l'ultimo gioco per stamani, dopo rimetteremo i premi. Dunque, siamo da giocare a Chiapparugioni. Chiapparugioni è un gioco che consiste a conquistare un rugiano. Per conquistare un rugiano di sicuro non ci vuole mica avere un'armata con le armi, ma a l'arma possibile all'università è la conoscenza. Dunque ci sono domande da 8 rugiani a Corsica settentrionale, Unepio, Agustera, Bastia, eccetera. Corsica nord-occidentale fa la Sorma, Giursani, a Balagna. Il centro Corsica, Caccia, Iuellina, Niolo, eccetera. A Castagniccia, con Rustino, Lampugnani, eccetera, varie rustie. Uvio Morbo, con a Piaglia Orientale, Rogna, Andà. Uliamone, con due Sevi, due Sorro, eccetera. Non dico con tutto, se no ci veda a mezza giornata. U Punenti Sultano a Gravona e Accio, e poi il Sultanaccio mezziorno, con di sicuro Bonifazio, a Piandavetto, Bortivecchio, l'Alta Bocca. Buona, abbiamo 3 squadre qui in finale oggi, che sono i Maioc qui, e mi ha presentato un liceo Giulio Antonini, un capisquadra e dopo tutta la squadra. Ma canto? Troppo. Piano. Kevin. Dopo c'è la squadra dell'università, un capimaccia ne. Posso Albert? Dopo c'è Marina. Piaui. Stefano. E poi, Maria Francesca. infine, c'è la squadra di Uvinusello, che non è mica a squadra antica, ma una nuova squadra di Uvinusello. Un capimaccia. Maria. Émilie. Lorine. Cristina. Bon. Allora, regole semplici, è principiare con fondo qui, ma un amico un vantaggio è giusto per darci un ordine e per stare così. Pidetti un colore di cavalletto, pidetti un colore di no, l'altro. Dunque, Corti, Università Sarangiado, Finuseto in turchino e Giulio Antonini in arancio. Vabbè, dunque, c'ho la pila di biribi di no, i 2 biribi. François, Lampadou. Dunque, hai tirato un tema e ambienti. E Rugioni. Dunque, Castagniccia, no, qui sei più morto, ma Giulia sparta i carti. Cristovano, se tu mi puoi aiutare, perché i carti c'ho a spartali in rugioni e così andrà più facile, scusate. Break. C'è un tempo misurato per rispondere o Cristovano? Contiamo in grosso un minuto? Un minuto? Per poter rispondere, così di no, dobbiamo stare. Troppo presto, un minuto? No, ma un tempo di consultarsi, perché quantunque c'è una logica di squadra, c'è una logica di squadra, quantunque, un tempo di consultarsi. Attenti, mica telefonini, Siamo un esame qui, Dunque, manteniamo, il tema era ambienti e siamo in Castagniccia. Ti ringrazio. Allora, già che c'è i spicchietti che è più pratico così, ambienti, chi fiume e di nu
una di Pieve di Agastaniccia, chi fiume è la Ligiani, buona risposta. Dunque, in questo caso qui continuiamo. Allora, biribi, un punto. Due, dunque, avanzi di due, ne tu voli. Dopo calcoletti i punti che avete, Rammento che facciamo partita in 15, sono i principianti in 15, ma è per andare più presto a finale. Dunque, Liamono, o Sultanaccio, dunque, è un mezzogiorno qui, e Udema per piacere, Arte. In Limonti di Guscionu c'era nata una zittetta. Come si chiama su canto qui? In Limonti di Guscionu, a nana di Guscionu. Ah, merda, je chante. Arte. È scritta nella questione. Secondo a leggenda. Questo mi conviene. Secondo a leggenda. Chi re scavò nel 1420 i 180 scalini nella rocca calcarea di Bonifacio. Chi re? Se è più precisa mi conviene, perché il re d'Aragone è la risposta, ma se è più precisa mi conviene di più. Bon, l'accordiamo. No, chi è Alfonso V? L'accordiamo, ma chi è Alfonso V? Ok, c'est bon. Allez, tira torna. No, è più Alfonso V che il re d'Aragone. Più che contavo di Alfonso V, ma fine buono. 5 giocher, poi tira 5. Avanti, poi tira, ti ritorni i biribi. Si ti ritorni i biribi, non t'ho giocher. No, mica la giocher. Castaniccia, sì. Udema, ambienti torna. Chi è un fiume che sbocca? Chi è un fiume che sbocca a Nivoletti? Un fiume alto, buona risposta. Continuiamo. Allez, dirimi. La realtà a fare un micchettete. Vabbè, dunque, Rossu, Punenti Sultano, che tema è? L'arte. Con chi era fatto un cappello da latta? Con chi era fatto un cappello da latta? Qual è che ha fatto la questione? Con chi era fatto un cappello da latta? Quarana? No, era qua a Baglia. Cambiamo squadra. Allez, saltiamo a Uvinosetto. Chi c'è? Ah. Di un incoraggiamento. Allora, 3 è un tema politica. Balagna, dettimi una carta Balagna, va piacere. Balagna. Politica, da poi il 2009, a quale appartiene un semaforo di Capocavallo. Da poi, in Balagna, di sicuro.
da poi il 2009, a quale appartiene il semaforo di Capocavallo. Il proprietario, quali sono? Il proprietario. Non la sapete mica? Era il conservatorio di un litorale, era una personalità pubblica. Cambiamo squadra e andiamo a Gilles Antolini. Dunque, sempre politica, 5 avanzati di 5. Io. È lo stesso, al principio, dopo la strategia viene dopo. 5, dunque, che ragioni è? Politica, scusate. Usutanaccio, in politica, nato in 1920 in Sotta e morto in 2000 in Bastiglia. Sto chirurgico fu ministro di De Gaulle e di Pompidou. Qual è? De Gaulle e Pompidou, nato in 20, morto in 2000, originario di Sotta, nato in Sotta. Sarà parente con il professore dell'università. Sarà. Mica. Stato chirurgico a Marseille, se non mi sbaglio. Era Joseph Comiti. L'università, a voi altri. I biribi non aveva una domanda in Joker, torna Joker. Allora Joker e dunque Castagnicci Ambienti. Castagnicci Ambienti, dammi una carta di Castagnicci, fa piacere, ti ringrazio. Castagnicci Ambienti. Chi bocca permetti di francare dalla Ligiani a Orezza. Quanto ne va? 13. Al momento ci sono. Dunque, tirani torna, continui tieni qui, 10 punti dunque. No, qui è per la carota 10 punti, quantunque è da fare l'incetta e torna. Torna a giocare. Spero che non mica Castagnicci. Cos'è? Allora chi è? Che hai scelto? Ambiente di no. Diamono dunque in ambiente, torna. Seriera Asarera dunque è confinante con una comuna di Corsica Soprana. Quali sei? Asarera o Seriera, Asarera è confinante in frontiera con una comuna di Corsica Soprana. Quali sei? No, quasi. Era Mosso. O Bargiano. A Uvinoseto. Uvinoseto dunque a casca di no, Liamono, no? Già. Chi... Joker? Mi dà una carta di Liamono. Ambienti, sempre. Chi è l'altro nome di l'Alpana presenti in una riserva di Scandula? L'Alpana?
francese, nel primo tempo. Le Balbuzard. Ie, in corso. Chi è il Balbuzard? C'est le pêcheur. Le Balbuzard. Allora, dimmi la Aigle Pêcheur in corso. L'aigle. Ie? Pescatore. No, l'aigle. L'agula pescatore. Gli diamo risposte, di l'agula marina. Vabbè, continuate. L'agula marina. E il Balbuzard era di già una buona risposta. Uno, politica. Politica, Chirugion, Liamone torno. Castaniccia. Ti ringrazio. Dunque, in politica Castaniccia ci capisci. Nato nel 1903 na Petra di Verde, non è mica Gianchita la moglie. Nato nel 1903 na Petra di Verde, su scrittore e insegnante fu di mossa di Amuja, ma antifascista, resistente e comunista. Qual è? Qual è? Conosciuto, conosciuto. Nel 1903 dato un uomo a uno stabilimento in Bastia per aiutare un po'. Nome a un stabilimento di insegnamento in Bastia, conosciuto per chi delle eccezioni di quelli di Amour Lo so. e di Giovanni di Agrotta, Simon Jean Vinci. Le vieux lycée, passiamo a mani a Giulio Antolini, Ibilibi, sei è una questione in ambienti. Sei, ho già lo mica autorito. Era qui, mi pare. Molto bene. Sei. No, ma un'amica qui che conta sui punti. Dunque, politica in Castaniccia, politica al XVIII secolo. Gli ambienti, scusate, quanto comune compone il territorio di vie di Castaniccia in un parco naturale regionale di Agostica. Quanto comune? Le territoire de vie, donc di Castaniccia, in un PNRC. Quanto comune? Dunque mi ci vuole un numero, una cifra. Di una cifra così, non so, quanto comune? 58. No, che era 44, manco male. Bravi. Allez, l'università, a voi altri. Bibi. 5 per una domanda in società. 5. Un centro, dunque. Qual è che mi dà una domanda? Società, secondo il proverbio, che frutto è assai apprezzato dai neolinchi? Secondo il proverbio, che frutto è assai apprezzato dai neolinchi? Yelua. Secondo il proverbio, non passi come i neolinchi in Antalua. Perché in su forse non ne cresce mica. Bravi, bravissimi. Sei neolinco, no, soga? Allora, mica possibile, giochino, boh. Pare ne vuole, Telefoneggia? Per Marina Sutanaccio. Culà, e dunque hai scelto? Società. C'est votre dernier mot? Società.
quale è la città pumuntinca dove si diceva che c'era sale zinzale? In Portivecchio, di sicuro. Bravi, bravi, sale zinzale, Portivecchio. Allora, ok, telefoneglia o... Castagniccia, sì. Quanto hai di punti in Castagniccia? 13, no? 12. Ulla. Dunque, dettimi a Castagniccia per piacere. Ambienti. Qual è l'arbolo che ha dato suo nome al paese di Carpineto? Qual è l'arbolo che ha dato il suo nome al paese di Carpineto? Carpineto. Tu sei di Castagniccia, no? Allora, tu, Castagnicciaggio. Un Carpine, è giusto. Lampadonna, per piacere. Attenti. No, lampaludona. Va bene. Tre, avanti di tre e è una questione in società. Urgente. Centro, società, una carta per piacere, quelle che mi voglio. Centro. Come si chiama la confraternita di Gorti? Sant'Eovalo, buona risposta. Continuiamo. Torna su città 4. Chi saria? Liamone, una carta per piacere. Società. Qual è un bandito di Cinarca? Monda conosciuto, chi fu scappato, chi fu scappato in Bastia nel 1935. Conosciuto assai, forse più conosciuto. Spada. Andrea Spada, buona risposta. Continuiamo. Sempre su città 6. 6. E centro. Su città no centro. Quale fu un poeta a scrivere nel 1975 a paghiera degli impiccati in omaggio ai condannati del 1774 in Corsica? Quale fu un poeta 75 a paghiera degli impiccati cantata da Aviletta? Qual è l'autore? Ali? Credo che gli tanti Ramurocchi. E Gian Teramurocchi, Loreto di Casinca, buona risposta. Avanziamo. Gian Teramurocchi chi creò questa magnifica canzone. Due per una domanda in politica. Ali? Usutanaccio, per piacere, in politica usutanaccio. Non avevamo mica politica nello sottolancio. Oh, aspetta. Merci. In che annata Giancarlo Ossucci fu eletto mere di Bonifacio? In che annata? Non ho detto Messimo. In che annata, in che anno fu eletto Giancarlo Ossucci mere di Bonifacio? E vi do un po' di ragionamenti, un mandato dura 6 anni, non dico nulla, ma dunque un ragionamento ci porta alla data di
2008. Per chi 2008? Dunque è il suo secondo mandato, dunque facendo i conti è 2008. Magnifico! Ecco una risposta intelligente. Allora, continuiamo. Lampa i biribì, che sennò a momenti è notte. Joker. Telefonite? Joker, torna Joker. Ti faccio in 10 punti, rifletti. Aio. Allora, capicorso, dunque una carta e a scelta di patrimonio, pizzetto patrimonio di noi, che non è mai cascato, ambiente, società, politica, arti o patrimonio. In capicorso, aio, società, i pagani, gli italiani, i betti, in uso paese di Nonza, dedeno subito due fontane. Qual era? L'italiano, i betti, in uso paese di Nonza. Dunque, si tratta di un martirio o una martiria. Ieri è una santa di sicuro. No, era Santa Giulia. Santa Giulia. Passiamo al Vinusetto. 4 avanzi ambienti in che paesi, in che regione? Quattro dunque in Sutanaccio, dunque ambienti in Sutanaccio ce n'è bisogno. Quali è un uomo di l'associo di difesa dell'ambiente in Bonifacio? Quali è un nome di l'associo di difesa dell'ambiente in Bonifacio? Chi direi tu? La Manama Verdani. Un uomo di l'associo di difesa dell'ambiente. È un sicuro con l'Etari. Non ne ricordo più. ABCDE, Association Bonifacienne, eccetera. Cascana ABCDE. Passiamo a Antolini. Diretto da Vincent Cucchi. Allora, una domanda in patrimonio, infine. Saltiamo di 3. Dunque, chi vogliono è, per piacere? Qui sua. No, potete scegliere. In patrimonio, in Liamono, in una marina d'Alata, in due futuro, sotto l'acqua, un vero tesoro fatto di moneta e oggetti di un terzo secolo. Un tesoro di a moneta, un tesoro di lava. Buona risposta. Continuiamo. Allez, i biribì. Dunque, una domanda in arti, in che regione? In arti? Castaniccia. Ti ringrazio. Una delle due patrizie originaria di Pentaquadela. Una delle due patrizie è originaria di Pentaquadela. Quale è?
Quali sei? Patrizia Cataceca. Buona risposta. A Benta Guadela. Allez, continuiamo, Vinusì. Giulio Antolini. Nortibor. Ambienti in Fiumorbo. Ambienti in Fiumorbo, ambienti. Quali sono i 3 principali varietà d'arbori che si trovano giungendo a un paese di un po' di Nazza? Quali sono i principali varietà d'arbori che si trovano giungendo a un paese di un po' di Nazza? Più per Giuliano Piazzale. In un po' di Nazza i 3 principali, dunque mi ci vuole 3 arbori, 3 essenze. 3 arbori. 3 arbori di macchia, io. A leccia, a castagna, un castagno e un pino. Ne manca uno. A leccia no. Ma bon, penso che non possiamo accorgere la risposta perché c'è quarcio oppure suora. Ma bon, leccia suora. Allora, accorgiamo la risposta, allora. Non per. Ah oui! Gli amoni ambienti nella riserva di Scondula, come si chiama? St'isola dove si povera una torre. Nella riserva di Scondula, come si chiama? St'isola dove si povera una torre. No. L'isola nella riserva di Scondula in due si povera una torre. È una risposta sola o... è un'altra lì, no? No, non è mica Porto non è mica un'isola. E l'isola di... allora, qualche sia mi può... Gargalo o Gargalo? Gargalo, ma Gargalo è... che è Gargalo, non sapevo mica, vabbè. All'università, mica giochi, Arte, sì. Allora, i punti, a chi ne siamo? Castanice e arte, dopo abbiamo un punto, Castanice e arte. L'arte in Castaniccia, che è così ricca, quale si incarica di riabilitazione di un convento di Cervioni? Quale vuol dire chi istituzione? Quale si incarica di riabilitazione di un convento di Cervioni? Dunque di un'istituzione, No, mica una socia, una comune, una collettività territoriale, quale? Due, ne abbiamo accordato 2. No. E a Costa Verde chi è? A comunità di comuni di Costa Verde, vabbè, allora, continuiamo. Non c'è i punti, io non so mica contare così. 13 per Castaniccia. Ma 13 pa 14. E l'altri 1 e 1, 3 punti in 3 regioni differenti. 10, scusami, vediamo un punto giallo, un piccione. Balagna o Capigorzu in arte. Balagna, se voi avete innanzi a me, Ramiretti, fa piacere. Balagna dunque in arte. Come si chiama
o liutejo. O liutejo, o lutaggio. O liutaggio, le luthier. Come si chiama o liutaggio, Balanino, originario di Pigna. Ugo Casalonga, bravissimi. Continuiamo. Pigna, di Pigna e Curbara, Shokunabara. Conosci che? Pigna e Curbara, Shokunabara. Società Castagniccia, se voi rispondete avete vinto. C'è un punto di vittoria. Quanto ne avete? 14 in Castagniccia. Dunque manca un punto, se voi rispondete bene avete vinto. E mica per mettere la pressione, eh? Dunque è una questione importante in società. In società volete vincere. Qual è o prodotto identitario di Cervioni che indiena una fiera un mese d'agosto? Annuncio la No, è stato un match magnifico. Ha vinto l'università ma hanno avuto assai giochiere c'era una mano data qui che mi domando a Pinuccia se c'era il... Dunque felicitiamo quanto la squadra di Giulio Antolini a Iacina e la squadra di Uvimuseto che hanno partecipato con assai qualità. Bravissimi, avete vinto. Dunque compiamo qui a Iustra oggi e ci dimmo tradizionalmente in questi casi qui medo entrando e ringraziamo a tutta la squadra qui e a Cascetta di i 5 Gabbadotti. Ringraziamo.